44esima edizione di Opera Estate Festival Veneto dal 2 luglio al 15 settembre, un cartellone di oltre 100 spettacoli di danza, teatro, musica, cinema e circo contemporaneo che animeranno teatri, luoghi d'arte, paesaggi, giardini di Bassano e della Pedemontana Veneta. Un programma denso di importanti coproduzioni e prime nazionali con affermati protagonisti della scena nazionale e internazionale e tanti giovani emergenti per un'edizione tutta dedicata al tema delle relazioni e all'insegna della multidisciplinarietà. Parlerà soprattutto che linguaggio? Ne parla molti di linguaggi, perché parla di valorizzazione dei nostri luoghi speciali, del nostro patrimonio, parla dei temi del contemporaneo. Artisti da ogni parte del mondo cercano di interpretare, di leggere, di proporre all'attenzione dei tanti pubblici diversi che il festival interessa e porta nei nostri teatri e nel nostro territorio. Parla dei grandi monumenti del teatro e della musica, penso alla Nona Sinfonia di Beethoven per i 200 anni dalla prima esecuzione, ma anche per il messaggio straordinario che ci porta in questi tempi difficili. Compreso il linguaggio dell'inclusione. Assolutamente, il linguaggio dell'inclusione, ci sono molti spettacoli che parlano di questo. Un festival accessibile sia per i temi che porta, ma anche per il fatto che è accessibile economicamente e il Comune di Bassano ci tiene particolarmente a far sì che appunto la possibilità di accedere sia aperta a tutti, accessibilità fisica e accessibilità sensoriale, perché anche quest'anno cercheremo di rendere fruibili gli spettacoli anche a persone con disabilità uditive e visive.